Le opere di Monica de Donà sono rappresentazioni femminili da caratterizzate da una inquadratura e una messa a fuoco non molto precisa, volutamente non molto precisa. Sono state definiti ritratti emotivi. L'assenza, direi quasi la cancellazione di uno spazio in cui contestualizzare queste immagini è dovuta ad un'esigenza diciamo, di andare oltre il finito. L'opera che Monica presenta ad Art Ambassador, collettiva promossa in esclusiva dalla Dan Venice Art Gallery di Mestre, ha il titolo Come seta. È poi caratterizzata anche da un sottotitolo che lascio a te, Monica, spiegare unitamente anche all'essenza di questo tuo olio. Esatto, appunto quest'opera si chiama Come seta, ha come titolo Come seta, ed è accompagnato da un'ulteriore precisazione di parole che è Scivolano pensieri come seta tra le dita. Si tratta proprio di un lavoro che parte da una ricerca molto personale e nel profondo, che utilizza un'atmosfera, potremmo dire quasi metafisica. È Sì. un soggetto appunto che è collocato in uno spazio temporale in cui c'è proprio una ricerca che va oltre, diciamo, quello che è l'umana comprensione. I colori sono dei colori monocromatici, caratterizzati da un senso atmosferico, e questo lo si percepisce da uno sfondo che tende a perdersi e a fondersi con la figura La figura. stessa. Il, A proposito delle figure, Monica, sì, sono una sorta di fusione tra etereo e sensualità, esatto. però io ne conosco anche, ovviamente, anche altri di tuoi lavori. Vi è sempre una nota di malinconia. Ecco, come mai c'è questa cosa che affiora in tutti i tuoi quadri? Esatto. Diciamo che la vena malinconica è un po' il filo conduttore che riguarda i miei lavori, questo perché ritengo che sia uno stato d'animo nel quale l'essere umano sente spesso il bisogno di crogiolarsi, ed è, a mio avviso, uno stato d'animo nel quale c'è una necessità di, potremmo dire quasi un preludio, di andare oltre appunto quella che è la realtà che Sì. ci riguarda, e la necessità di appunto spaziare verso dimensioni Sì, e altre. forse anche un sentimento prevalentemente femminile, Esatto, almeno certo. la vivo, la sento così. Sì, esatto. Proprio un'espressione di energia Sì, femminile, infatti. assolutamente. Quindi noi ti ringraziamo, io e la Dan Venice Art Gallery, per la tua presenza qui a Treviso, alla Casa dei Carraresi. Come seta, vi saluto appunto ancora con un'immagine di questo bellissimo olio, come seta, un'opera elegante, sofisticata, che veste e accarezza non solo gli sguardi, ma anche l'anima degli osservatori.